A lungo i canonici di San Candido rifiutarono l'insediamento dei francescani perché temevano che quest'ordine religioso, con il suo ideale di povertà, attirasse i mendicanti. Per questo motivo i francescani arrivarono a San Candido attorno al 1693 e la chiesa fu terminata nel 1697. Questa chiesa, come del resto tutte le altre chiese francescane, è stata edificata con una rigorosa sobrietà. Il progettista infatti fu il frate francescano Vitus Ratzbicher. Appena entrati si può notare sulla sinistra un bel presepio barocco dello scultore Johann Fasching di San Candido. L'altare maggiore è opera delle botteghe dei falegnami della zona. La pala dell'altare maggiore rappresenta Maria con Gesù bambino e con i santi Leopoldo e Francesco. Il dipinto è opera di Christoph Unterberg, un artista formatosi all'Accademia di Vienna. Le statue di San Bonaventura e San Carlo Borromeo che affiancano l'altare maggiore sono di Johann Paterer, un importante scultore barocco della zona. E nella pala dell'altare laterale destro sono rappresentati San Pietro d'Alcantara e Santa Teresa d'Avila. In quello sinistro è rappresentata l'Immacolata Concezione. La scultura di fronte al pulpito è un altro gioiello della chiesa, poiché il vicino torrente Sesto aveva ripetutamente danneggiato il convento, fu collocata nella chiesa allo scopo di proteggere il monastero, il simulacro di San Giovanni Nepomuceno. Questa statua è opera dello scultore Andreas Fasching di San Candido.